Bentrovati con il playoff di Serie B femminile, gara d'andata alla Belbotea Arena di Tombolo di Padova. Stanno facendo il loro ingresso in campo con l'annuncio dello speaker a chiamare singolarmente tutte le protagoniste, l'Infinity Futsal Academy e la Levante Caprarica. E ci siamo. Partite dunque la finale gara d'andata playoff femminile qui dalla Belbotea Arena. Ribeireit sul punto di battuta, il tocco corto, la palla deviata, attenzione con questo rimpallo che quasi diventa una carambola pazzesca. E ancora l'appoggio con il tocco all'indietro che arriva in seconda battuta, sempre con la Ribeireit che avanza, attenzione, il destro e il gol! Il gol con questa grandissima conclusione della Plevano che trova una giocata fantastica sotto la traversa, sbloccata la partita, in vantaggio a Levante Caprarica con una splendida conclusione della numero 19. La giocata tra due avversari di Valente che non riesce, qui una spinta, forza alle spalle, palla recuperata, un po' di confusione e nuovamente la giocata con il sinistro che va a prendere il palo, il tocco sulla destra, poi nuovamente la Pomposelli cerca il destro centrale, facile presa di Oselame, l'anticipo qui con il tentativo solitario da parte di Jessica Ejana con la palla che finisce sul fondo, ha provato a fare tutto da sola, rimpallo che favorisce in qualche modo la Infinity, ma l'appoggio è ancora sbagliato con questa giocata, attenzione con l'opportunità per De Souza, la parata di Garzia distinto di questa rimessa laterale, il tocco all'indietro, ancora De Souza, il destro al volo, splendido con la parata, ancora con una perfetta chiusura difensiva, poi attenzione, la palla recuperata, altra chiusura, il pallone spedito in avanti con l'opportunità per De Marco, un po' defilata, cerca l'appoggio con il destro, il gol da parte di Mangafas per il 2-0 della Levante Caprarica. Mangafas che ha trovato una grande conclusione di controbalzo. Il secondo tempo del playoff di Serie B femminile, la gara d'andata tra Infinity Futsal Academy e Levante Caprarica. Il sinistro da parte di Amanda De Souza che ancora una volta chiama in causa Cristina Garzia. E la conclusione sulla traversa, poi ancora doppio tentativo di Ejana. Andare via in banda, capitano della Levante Caprarica. Attenzione, il gol incredibile da parte di Gabriela Oselame che ha trovato un gioiello sorprendendo Cristina Garzia per il 3-0 dopo 4 minuti e 10 secondi nella ripresa. Insiste nell'azione personale, poi lo perde. Qui la giocata fantastica di Arianna Pomposelli che prova ad andare via da sola. Pomposelli l'appoggio sulla sinistra, il sinistro sul fondo da parte di Turetta. Che cosa aveva fatto Arianna Pomposelli lì sulla destra? Il pressing buono con quest'altro destro da parte di Privitera in scivolata, arriva con un attimo di ritardo, la recupera nuovamente la Infinity e qui occasione con Selame che sbarra la strada ancora a Carol. Tocco all'indietro, destro sul fondo di Ejana, rimessa laterale per la Infinity, il tocco con il destro al volo, sfortunata anche in questo caso Jessica Ejana che non riesce a trovare lo specchio della porta, colpo di testa che non riesce, poi Garzia 3 secondi, palla in avanti, ma non c'è più tempo perché arriva anche il suono della sirena. Dunque al Belbotea Arena di Tombolo il playoff di Serie B femminile, la gara di andata vede la vittoria della Levante Caprarica contro la Infinity Futsal Academy per 3-0.